Salute, mi presento, Angelo Francesco Lusi, sono professore di scuola in Ventiseri e sono presidente dell'Associazione Sofio di Lingue situato in Fiume che ha per scopo la trasmissione di lingua corsa. La Corsica per me è un popolo, una storia e una lingua, cimento di questo popolo. La ricchezza dell'ambiente, ma di tutto il suo patrimonio, ma di noi a storia che hanno fatto l'uomo d'oggi e l'uomo di innanzi di noi. Beh, più che beh. Non direbbe nostro per nulla, per tutto l'oro del mondo, si sta bene. E poi c'è un'identità, ho fatto dei senatori di noi, di una ricchezza di patrimonio, di valore, di educazione, che penso si ritrova può darsi in nostro, una so, sicuramente, ma qui la amo e ciò che conta, per noi e per la famiglia. Oh, penso che c'è appena tutto, perché per gli undici tutti i libri che c'è una strappata per gli undici, vista la storia di Agorsi già, e poi di nuovo una bella strada perché l'acqua è comunque corsa sotto i ponti per gli undici dove noi siamo. Sta qui non da troppo, penso che non si può manco rispondere a questa domanda qui perché tra maniera la risposta si conosce già, quello che giunge qui ci campa e poi ci sta tutta la sua vita. La bene per me è un'educazione per la famiglia, per i figli, per la gioventù. Per la gioventù perché noi trasmette i nostri valori, la nostra lingua, la nostra gioventù perché è lì di noi poi si non campano con questi valori. A Corsica hanno una parola di identità.